E buongiorno a tutti, amici di Mattoscacco. Siamo qui in compagnia di Stefano, che adesso presentiamo per bene, per presentarvi un nuovo format. Stefano è un giocatore che gioca da poco a scacchi e ha come suo sogno, questo è quello che mi ha confidato, quello di arrivare ai 1000 punti. Quindi quello che andremo a fare in questa serie di video, che magari saranno 5, magari saranno 15, speriamo di no, che non saranno 100, lo spero per lui, cercheremo di aiutarlo ad arrivare ai 1000 punti. Quindi, quali sono quelle cose, quegli atteggiamenti mentali, quelle cose da studiare, quelle cose, quei ragionamenti da fare durante la partita per raggiungere i fatidici 1000 punti. Stefano, sei pronto a iniziare questa scalata? No, però ci Giusto, proviamo. onesto, onesto. Allora, quello che faremo, come organizzato il format, andremo a fare delle partite a 15 minuti più 10 secondi. Stefano sarà in condivisione schermo, quindi io e noi tutti potremo vedere la sua partita. Ogni tanto gli darò qualche accorgimento mentale, ovvio, non posso suggerire le mosse, ah guarda che qui gli puoi prendere l'alfiere e il cavallo, questo sarebbe cheating, però quello che possiamo fare è guardare il suo stile di gioco e poi ovviamente a fine partita analizzare e cercare di capire dove, quando e perché si poteva fare meglio. Stefano, se sei pronto, clicca su gioca. Un po' di pressione, Un sento, po'. ma comunque ci proviamo. Vai. Allora, parto 10-15, 15-10. Vai, intanto mi dicevi che appunto sei in Africa in questo momento Sì, per un'attività di volontariato. sì, infatti. Ottimo, sono cose belle. Bianco. Apri con quello che vuoi. Ah, un colpo al cuore, 4. Io sono di quattrista. Ah, vado su apertura basica. Non ho Sì, sì, studiato le sì, ma aperture, però... sono le mosse migliori. Ok, allora. Quindi adesso che ragionamenti stai facendo? Dimmi anche ad alta voce. Eh, I principi che ho capito sulle aperture: occupare il centro, sviluppare i pezzi, quindi i pezzi intesi come cavallo e alfieri, prima di tutto. E in questo caso ho spostato il cavallo qui in C3 per proteggere Ottimo. il pedone. Eh, Svilupperei l'alfiere. Ok, ti faccio notare che tu hai tre pezzi sviluppati, il tuo avversario nessuno. Quindi in teoria, se proprio su carta, in teoria sei in vantaggio tu. Quindi questa cosa qui dovrebbe già farti dire, ah, questa è una partita facile, questa la vinco Grazie. facile. Sì. L'importante, ovviamente, è poi non fare cavolate. Quindi se non so, ti attacca un alfiere, spostalo. Ti regala una torre, prendigliela. Queste sono le cose, come dicevamo prima, no? Spesso uno arriva a 1000 punti solo approfittando degli errori dell'avversario e non commettendoli noi. Ti piace quello Ok. sviluppo di quel cavallo che ha fatto il tuo avversario? Allora, ho capito che quando si mettono ai lati i cavalli riescono poi a coprire meno case e quindi no. Esatto, esatto, esatto. Quindi l'ha sì sviluppato, ma non è la casa migliore per quel cavallo. D'altronde la Io casa metterei... migliore era occupata da un pedone, quindi... Allora, io qui sono tentato sempre di andare sul sicuro e spostare il pedone solo di una casa, però Ok, so che poi mi blocca il potere. Se lo sposto di due, lui me lo può mangiare, io lo posso mangiare due volte perché ho la regina e il cavallo, lo ottimo, ottimo. sposterei. Ottimo, sì, dopo a fine partita la ragioniamo sia di una spinta che di due, dipende sempre se vuoi giocare secondo me in modo aggressivo o in modo più conservativo, penso che entrambe andavano bene, forse questa che hai fatto era la migliore proprio in assoluto. Ok, il tuo avversario continua a muovere sempre solo i pedoni, non Pedoni. sta sviluppando, non sta facendo nulla, ovviamente dietro le sue mosse c'è sempre una ragione, io consiglio sempre di non muovere se non hai capito la ragione vera dietro quella mossa. Tra l'altro, principio dell'apertura, ho capito che bisogna arroccare il prima possibile. Io quando non so cosa fare, se posso Ottimo, arroccare... ottimo, ottimo. Guarda, in realtà cioè, conosci già tutto, non so perché hai questo punteggio. Stai giocando, ti giuro, uno stile di gioco adesso almeno da 1300-1400 punti. Sì, sì, aspetta, aspetta. Allora, ecco. Che cosa fa quell'alfiere lì?
Lui minaccia, mi inchioda il cavallo, perché se sta Bravo. il cavallo ovviamente dietro c'è la regina. Allora potrei o minacciarli io alzando questo pedone e gli minaccio l'alfiere. Normalmente cosa fai in queste situazioni? Non mi preoccupo troppo perché in realtà se lui mi mangia il cavallo posso sempre mangiarlo di pedone, però mi doppio il pedone e non mi Bravo, piace. bravo, la doppiatura in genere non è bellissima come situazione. O in realtà se mi mangia il cavallo io posso comunque mangiarlo con la regina. Mhm. Vorrei tirare fuori l'alfiere sulle case nere, però è un po' è bloccato. Allora, o gli alzo qui il pedone, così così alzo il pedone, così proteggo anche questo alfiere, però se poi mi viene avanti, non lo so, alzo il Ok, pedone. ok, diciamo che sei magari in un periodo dove non sai ora bene come continuare la partita. Assolutamente. Ok, 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 ci sta. Vediamo lui. Intanto noi per ora cavolate non le abbiamo fatte. Noi aspettiamo che la faccia lui. Mi piace il tuo stile di gioco solido. Ehm, quindi prima o poi aspetteremo le cavolate. Altro pedone da parte del tuo avversario. Ok. Tu tieni conto, ecco, questa è una cosa molto importante, che siamo solo alla settima mossa, no? Uno magari cerca già di trovare lo scacco matto, la combinazione vincente. Esatto. Tu tieniti come standard che una partita di scacchi dura 40 mosse. Quindi se uno a volte ha fretta, adesso gli sacrifico e tutto, siamo a mossa 7. Cioè la partita deve arrivare a 40. Quindi ci sono tante di quelle mosse che ancora bisogna fare prima che la partita finisca. Quindi gioca tranquillo, gioca solido, vai tranquillo. Infatti qui io avrei cominciato a buttare avanti i Esatto, pezzi. non impazzire, lascia che impazzisca lui. Allora, c'è questo pedone che lo potrei buttare avanti, se lui me lo mangia io lo posso mangiare col cavallo e con l'alfiere, però poi lui avrebbe due pedoni al centro e io uno. Questo mi scoccia. Però a parte questo non so che altro fare. Sì, mi piace che hai preso in mano quell'alfiere, perché forse è l'unico pezzo che deve essere ancora sviluppato, no? Quindi se nel dubbio non so cosa fare, io muoverei i pezzi che ancora non ho ancora mosso. Il problema è dove metterlo. Esatto, perché allora potrei provare di qui, che forse ha più uno sbocco, perché di qui poi lui ha tutti i pedoni messi sulle case nere, non posso fare granché. Forse metto, però qui non è protetto. Ok, da un occhio, io arrivo subito. Eccomi. Beh, senti, io lo metto qui, Ok. perché vedo che ha un po' più di spazio, di qui avrebbe diverse case un po' bloccate. Ok, ok. Comunque è giusto cercare di mettere i pezzi dove hanno più gittata. Anche questo principio è giusto. Più un pezzo controlla tante case, più è forte. Quindi il motivo per cui, come dicevi tu, ok, qui succedono un po'. Si dice che ci sono un po' di tensioni al centro. Ci sono il pedone D che si guarda con quello D, il pedone F che si guarda con quello E. Credo che qui bisogna prendere una decisione perché c'è troppa tensione lì in mezzo. Bisogna fare qualcosa. Vediamo cosa ti viene in mente di fare. Ora. C'è da dire che se io gli alzo questo pedone qui, gli minaccio il suo alfiere, lui ha solo una casa dove andare, oppure mi deve mangiare il cavallo, ovviamente.
Però ho anche capito che l'alfiere e il cavallo, l'alfiere vale un po' di più. Se mi mangia il cavallo mi può anche andare bene. Mhm. Senti, faccio così. Mm. Perché se lui va indietro, io poi posso magari spostare il cavallo da qualche parte. No, no, non è vero. C'è l'inchiodatura, esatto. Fesseria. Sì, e questo è il vero fastidio dell'inchiodatura, che magari te la dimentichi. Sì, sì, sì. Potrei... no, non ha senso. Dicevi, potrei? No, pensavo di spostare l'alfiere bianco su E2 Ah, ti dico che può avere senso questa mossa a volte, quindi per togliere l'inchiodatura. sì, si chiama un modo per schiodarti. Quindi se proprio ti dà fastidio quella roba lì, si può giocare se proprio ti dà fastidio. Ok, altra possibilità. Potrei alzare ancora questo pedone, anche se mi dispiace perché non dovrei muovere i pedoni dell'arrocco. Alzare questo pedone che è protetto dal cavallo e poi il cavallo lo potrei spostare qui in G5. Mhm. Anche se visto dalla regina mi copre un po' le case qui centrali, non sarebbe male. Ok, Sì, ci provo. ok. Diciamo, ti sei sempre dimenticato che quel cavallo non lo puoi muovere perché, perché è inchiodato. Allora, prima sposto l'alfiere Ok. per la schiodatura e poi il cavallo. Vai. Ok, ok, stai creando quindi un piano di gioco di portare all'attacco il cavallo. Mi piacciono i cavalli perché saltano. No, no, sicuramente quella casella lì che hai visto per il cavallo G5 è un'ottima casa. Mi sa che ti annoierai tantissimo in questo format. No, no, ma... E invece è interessante, Urco, ulteriore casino in gioco. Ora. Ovviamente io qui gli potrei mangiare questo pedone 5, però lui mi mangia l'alfiere, quindi devo spostare l'alfiere. Devo decisamente spostare l'alfiere. Lo metto qui. Ok, Schiodo il cavallo. posizione abbastanza sicura di quell'alfiere lì. Adesso mi mangerà un pedone al centro. Sì, può essere, può essere. Diciamo che il gioco di solo pedoni dell'avversario ti sta dando fastidio. E Eh, spesso questo è quello che succede. Uno dice: Ma cacchiarola, io rispetto tutti i principi, il mio avversario no, però ha la meglio su di me. Com'è possibile? ecco, vedi adesso, se mangiassi col cavallo, lui poi mi prenderebbe il pezzo, sarebbe Sì, incantato. perderesti un cavallo per qualche pedone. Potrei mangiargli questo pedone, quindi quello in E5 col cavallo, e il cavallo non sarebbe neanche messo male perché sarebbe protetto dal pedone. Però poi mi resta scoperto questo pedone, questo va via. Questo me lo mangia con la regina. Vedi? Ok, vabbè, al massimo diciamo perderesti un pedone, non è che perdi la Perdo un partita pedone, perdo all'istante, un no? pedone. Ok, ok. Può essere che perdi un pedone. Importante avere, ecco, adesso la partita a 12ª mossa inizia a complicarsi, c'è un sacco di pezzi in gioco, anche il tuo avversario ne ha, quindi è il momento di avere gli occhi ben aperti, perché qui mh, ti dico già che c'è il mondo, cioè c'è il mondo di possibilità, quindi pensa, ogni tuo singolo pezzo dove può andare e ogni singolo pezzo del tuo avversario dove può andare. Se tu pensi a questo, da qui fino alla fine della partita non hai problemi, non puoi avere sorprese se pensi a ogni pezzo dove può andare. Vero. Allora, per esempio, il suo cavallo può andare... Perfetto. Quindi lì praticamente avevi un alfiere, ci siamo dimenticati di Ah, quell'alfiere mi ero dimenticato di quell'alfiere, si è mangiato e l'alfiere. te l'ha Ah, pappato. Va bene, non l'avevo non è visto. finita, non è finita. Quindi guarda, ora tocca a te, quindi guarda ogni tuo singolo pezzo dove può andare e troverai la prossima mossa, secondo me.
Allora, posso mangiargli l'alfiere in Campochiaro, che sembra gratis, no? che sembra è gratis, È perché non... gratis. Ah, Quindi quindi, penso a che meno sia che tu non possibile. possa mangiargli la regina, direi che questa è la mossa. È la prossima mossa. Ok, Lui abbiamo poi... recuperato l'alfiere, abbiamo quindi un errore suo, errore nostro ed errore suo, quindi va bene. Con scacco, tra l'altro, che è una cosa sempre carina. eh, Quindi ora o sposta il re, dallo scacco ti puoi spostare, difendere, quindi magari ci mette un pezzo davanti, qualcosa, o ci mangia il nostro pezzo. Ha giocato la spinta di pedone. Peccato perché mi stavo già facendo un piano di mettere il cavallo Mm. in Sì, sì, sì. F7 e fargli la forchetta, si chiama? Quando Sì, forchetta quando è il pedone che ne attacca due, se no attacco doppio, più attacco generico. dopo. E invece niente, ha sfumato il mio Va sogno. bene, siamo in partita, siamo totalmente pari. Occhio che lui ha molto più tempo di noi, questo sul finale potrebbe crearci problemi, perché anche il tempo è un fattore determinante. Allora, Quindi c'è da quello che ti dico io è non prenderti rischi che magari poi non sai gestire. Gioca sempre tranquillo, gioca sempre molto, molto easy. se metto qui mi mangia col cavallo, se metto qui mi mangia col pedone, se metto qui si Bene, hai salva. trovato la mossa. Gioca easy, veramente. D'ora in poi cerca veramente di difendere i tuoi pezzi, di non lasciare pezzi scoperti. Se ti regala dei pezzi, prendili. Quali Invece che sono faccio? i pezzi in gioco del tuo avversario attualmente? Cavallo e alfiere in Bene, campo. quindi se ti deve creare dei fastidi userà quei due pezzi lì. Prova a vedere se... Ok, ha portato in gioco anche la regina. Cosa vuole fare con quella regina? E ha fatto bene a mangiarmi quel pedone perché volevo proprio andare avanti con quello. Ok. Cosa vuole fare? Potrebbe venire qui e mangiarmi il pedone in F2, ovviamente no. Esatto, no, non penso che lo Fare faccia. granché. Mm. Se poi viene avanti col il cavallo può venire anche qui e poi può venire ancora qui col cavallo, può fare granché. Allora, il fatto che devo anche spiegare i miei ragionamenti è più difficile. Sono tentato di mettergli un pedone per spaventarlo, però poi lui che può fare? Si può tranquillamente abbassare. Eh, Mhm. Questo cavallo è praticamente bloccato, può andare solo indietro. Questo cavallo, idem, non ha granché. Ok, Potrebbe però andare è ben qui, piazzato. ben piazzato, sì, lui lo lascerei forse. L'alfiere Non, purtroppo non ha troppe mosse. non niente. Torri sono bloccate qui dietro per il momento. Senti, io lo Vai, vai, minaccio. Se io, gioca, gioca tranquillo. io lo minaccio con questo, Sembra fare, può no. scendere qui. Ma anche se scende in realtà non fa niente. Sì, fa molta paura vedere lì la regina, però non sembra che ci sia la mossa mortale che perdi alla prossima. Perché Sì. ricordati, per creare un attacco mortale in genere ci vogliono tre pezzi in attacco. Ora che ronzano attorno al tuo re, lui ha solo la regina e ipoteticamente verrà anche il cavallo, che già sono minacciosi regina più cavallo, ma per attacchi mortali ce ne vogliono tre. Quindi finché ne vedi uno che ti ronza, due, però tu comunque hai abbastanza pezzi tuoi che ronzano attorno al tuo re. Hai la torre, hai l'alfiere, hai la regina, quindi possiamo dire che per il momento sei abbastanza tranquillo. Sì. Ha spostato la regina perché sennò gliela mangiavi. E siamo coi pezzi. Lui ha un pedone avanti, niente di che. Ok, niente di che, esatto, esatto.
Però ci troviamo un pochettino un po' bloccati, perché purtroppo la situazione è quella che è. E qui la tentazione è di buttare avanti questo pedone, però lì poi mi rovino davvero l'arrocco. Sì, sono Eh, d'accordo. ha messo tutti questi pedoni Sul così in bianco. scalinata, Sono forti, sono forti, sono forti. almeno che non inizi da dietro. Eh sì, dalla base, sì. O si attacca in punta o si attacca alla base della catena. Ora. Ok, ti aiuto a fare un po' mente locale. Hai quel cavallo al centro che non può muoversi da nessuna parte, ma è fortissimo. Hai quell'alfiere che non può muoversi da nessuna parte. Hai delle torri che al momento sono bloccate e una regina che pure è bloccata. L'unico pezzo che credo abbia un pochettino di mobilità o margine di miglioramento è l'altro cavallo. Quindi credo che se proprio devi scegliere un pezzo da muovere, se vedi che quello non va, tu lì sono bloccato, inizia a rimanovrare il cavallo. Questo è un modo, diciamo, per fare qualcosa, perché altrimenti rischi di perdere tempo e minuti importanti. Capisci, no? A un certo punto devi dire, ok, questo non lo posso muovere perché non va da nessuna parte, questo non lo posso muovere perché non va da nessuna parte, altrimenti rischi di fare gli stessi ragionamenti e perdere tempo. Quindi, ok, quello è il pezzo che in qualche modo può andare in giro, andiamo in giro con quello. Adesso col senno di poi, forse la partita da 30 minuti non era una brutta idea. Però dai, l'incremento va bene. Se adesso poi ci saranno delle mosse facili da giocare, che ne so, ti cattura un pedone e tu lo ricatturi, falla al volo, così andiamo su di 10 secondi. Al momento mosse facili ancora non ci sono state, quindi va bene, va bene. Lui gioca molto veloce, tra l'altro. Noi, vabbè, stiamo perdendo anche tempo chiacchierando, magari ti sto anche deconcentrando. Ok, Ok, ha mosso il sì. cavallo. Secondo me si è messo lì per impedirmi di andare qui con il cavallo, Mhm. perché è proprio dove volevo andare. Posso comunque andare qui, ma comunque me lo potrebbe mangiare, io poi glielo rimangio, siamo punti a capo. Però almeno è cambiato qualcosa. Però questo cavallo poi non sarebbe più protetto dal pedone, no, pessima idea. Pessima idea. Se vado qui me lo mangia, se vado qui me lo mangia, se vado qui siamo punti a capo. Niente, quel cavallo non si può più muovere. O gli mangio questo. Senti, cambio i pezzi per semplificare un po', ho poco Vai, tempo. vai, vai, vai. Adesso lui rimangia subito perché è l'unica mossa che ha da fare. In realtà se me lo mangia col re gli faccio l'attacco doppio. Siamo Bravo, 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 bravo. qui. Sì, 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 si è tirato un po' la zappa sui piedi, per questo dico che gli errori li fanno loro e noi dobbiamo approfittare. Secondo Nel me lo momento in sta, lo cui... sta capendo adesso. Nel momento in cui gli farai l'attacco doppio, quindi poi darai il tuo cavallo per la torre, scacchisticamente parlando si dice che hai la qualità, cioè hai dato un pezzo leggero che è il cavallo per un pezzo pesante che è la torre e quindi dovrebbe essere sinonimo di un vantaggio. Non l'ha preso. Non l'ha preso. È comunque un vantaggio. È comunque un vantaggio, era un pezzo gratis e basta. Mm-mm. Allora, per di più, io adesso potrei mettere il cavallo qui, minaccio la torre e mi proteggo l'altro cavallo. Mhm. E vado, anche perché almeno guadagno un po' di tempo con la mossa. Sì, 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 adesso ti lascio abbastanza tranquillo che hai poco tempo, ti dico poche robe così non ti distraggo. Dico solo di giocare semplice, per esempio questa mossa qui l'avrei evitata, avrei ritirato il cavallo perché non si sa mai cosa può succedere in futuro. Quindi gioca semplice, zero rischi, hai vantaggio di materiale, hai più 2, vedi sotto c'è scritto più 2, Ok. e quindi in teoria se ora riesci a cambiare un po' di robe dovrebbe avvantaggiarti. Allora, qui per esempio li potrei prendere il cavallo e avrei la torre. Avrei la qualità, io la prendo. Sì, gratis, anche questo. Sì. Ok, adesso ricatturerà con l'altra torre, inizia già a pensare alla prossima Ok. mossa.
Ok, non vedo più altri sbocchi per questo cavallo, che però è messo bene lì perché è abbastanza protetto. A meno che non mi venga qui con l'alfiere. No, non può venire perché ho il pedone. Senti, scaccerei questa regina. Devo fare qualcosa. Scaccio la regina. Ok, io ti consiglio sempre di sentire le voci dentro di te che ti dicono non indebolire troppo l'arrocco, perché... Esatto. Ok, adesso purtroppo ho potuto entrare in G3 con scacco e sei costretto a scappare col re, un'unica mossa è quella e lui può andare a, se vuole, a fare il perpetuo, cioè scacchi all'infinito il tuo re e la partita finisce in pareggio. Che vabbè, se finisce così, cioè, non è un male, un pareggio è sempre meglio che una sconfitta. Perché se adesso ti fa scacco in H3, tu ritorni lì col re, poi ritorna lì, tu ritorni lì, quindi potrebbe finire in parità. O a meno che lui non voglia ambire a qualcosa di più. Dice no, io voglio vincere, non mi accontento della patta e fa altro. Vediamo come decide di portare avanti la partita. Dopo quante mosse si va in patta? Tre ripetizioni. Ok, Infatti. scacco. Ops. Vediamo se continua a darti ancora a scacco. Tanto sono mosse facili queste, se ti dà scacco devi per forza andare via col re e quindi puoi guadagnare magari un po' di secondi. Ora, se va qui, glielo mangio col pedone. Se va qui, glielo mangio con l'alfiere. Se va qui, È io quasi l'unica. quasi fare il cambio di regine. Ok, Eh, ha mosso il cavallo. però io cambio le regine. Cambio le regine. Mi fa troppo paura quella regina. È buona come idea del cambiare le regine. A fin dei conti sei sempre più 3 di materiale, no? Quello che fa bene i cambi sei tu. Ok, Questo non fa vediamo. niente. Lui ha sempre l'alfiere qui. Ah, non vuole. Non vuole, ha Oh. messo il cavallo in G3. Allora, se io mi sposto con il re qui, niente, lui toglie il cavallo, sono inchiodato, però non può fare comunque granché. Sarei tentato di spostare il re qui in alto e poi andare con la torre dietro per dare un po' più di fastidio. Ho un Mhm. po' le idee confuse in questo momento, quindi Ok, io ok, vado. tranquillo. In poco tempo purtroppo sono poche cose che può fare. Ricordati che ora quando se toglierà il cavallo hai scacco, perché c'è lo scacco di scoperta della regina. Tra l'altro mi dimentico sempre che quando faccio queste cose devo controllare che col suo cavallo non possa farmi un attacco doppio, Certo. soprattutto se capisce. Non mi sembra. In realtà Adesso il suo magari. cavallo non ha neanche tanta via d'uscita in questo momento. E se mi mangia l'alfiere, glielo mangio, se va qui, preso. Ah, Cacco col ah, pedone. ah. Io sento lo scaccomatto nella... Lo sento. Allora, potrei anche mangiarglielo in realtà con il re. Se glielo mangio con il re, lui che cosa può fare? Può andare qui e darmi ancora scacco. Io sono costretto a muovermi e lui che cosa può fare? Niente. Io vado. Dai, è molto temerario questo re al centro, però credo che in questo caso era la mossa migliore. Perché se scappavi nell'angolino lì c'era veramente puzza di matto. Invece così hai preso un po' più di aria.
Sì. Mi piacerebbe portarlo un po' ancora più Sì, indietro. sono d'accordo anch'io che lì è un pochettino più al sicuro, però vediamo come va avanti la partita, perché bisogna sempre giocare in base alle mosse del nostro avversario. Adesso in realtà è la sua regina a essere inchiodata, no? Bravissimo. Allora, l'unica cosa è che se... Ok, adesso è Esatto. Ah, scacco, ecco. purtroppo, esatto. Scacco. Ok. Allora lo porto sul bianco perché però sul bianco lui mi dà di nuovo scacco con la regina. Sì. Se lo porto sul nero non può fare granché, mi sembra. Ok, Sì, scacco con va. l'alfiere. E io basta. Bene, Faccio credo che siano finiti gli scacchi. Adesso deve ritirare l'alfiere, no? Perché c'è l'alfiere minacciato. sì, e guadagno un tempo. Bravo, deve scappare. E quindi pensa già alla tua prossima mossa, perché la sua la sappiamo, scapperà con l'alfiere. Io cambierei le regine, Sono d'accordo al oppure 2000%, hai più 4 di materiale. Se ora riesci a cambiare regine, riesci a cambiare un paio di ma a parte che se cambi regine penso che tu abbia già vinto. Hai solo un minuto, quindi devi essere poi... il problema è che poi in 2 minuti vincere senza la regina, sì, Hai sicuro che ragione. non ci Hai ragione. riuscirò. Ok, non devi puntare allo scaccomato, devi puntare ad avere un'altra regina. Quindi gli spazi via tutti i pedoni e porti un pedone a promozione. Questo è. Senza regina è difficile vincere. Secondo me la tira in... No, non può tirarla indietro, deve salvarsi l'alfiere. Ha tirato indietro e io mi mangio l'alfiere. Wow. Mi mangio l'alfiere, sì. Ah, però lui poi si mangia questo pedone e mi dà scacco, questo vuole fare lui. Tra l'altro è protetto dal cavallo. Sì. Però senti, io lo faccio. Ok. Sì, adesso appunto verrà a farti quella mossa. E su appunto adesso dove cosa facciamo? Potrei mettermi in mezzo con l'alfiere. Io intanto voglio capire col cavallo lui dove può andare, che non mi dia un attacco doppio. No, non mi pare. Ho tentato di mettermi in mezzo con l'alfiere. Mi metto in mezzo con l'alfiere, così gli minaccio anche il cavallo. Sì, intanto gli hai fatto anche uno scacco di scoperta a sua volta, quindi ora è Ah, forzato. E difendere il sì. re con altri pezzi è cosa buona perché ci abbiamo veramente bisogno di difensori sul re quando iniziano a ronzare un po' di attaccanti, no? Quindi è scacco, quindi devi difendere o spostare il re. Pensa che non avevo visto neanche lo scacco di scoperta. Ah, lo leggi, questo è un piccolo trucco, se leggi di fianco nelle annotazioni c'è scritto alfiere D3 più, quando leggi il più vuol dire che c'è uno scacco. Ah, ok. Quindi casomai non dovessi accorgerti qualche volta, se dai un'occhiata lì. Allora, dove toglierai il re? Secondo me va sul nero, a sentore, va su una casella nera. Io ho l'alfiere inchiodato adesso, quindi non lo Sì, al posso momento è muovere. inchiodato. Farei entrare forse anche in campo la torre per poi iniziare a dargli fastidio sui pedoni Interessante. dietro. Anche perché se resta su questa linea, il re gli darei anche scacco. Sì, Se resta, sì, resta su questa linea. Io vado, poco tempo devo andare. va bene, va bene. Questa torre è sotto attacco dalla regina, però è protetta per il momento dalla Sì, mia sì, regina. protetta, protetta. Secondo me si sposta con il re lui adesso. Non è che potevo fare qualcosa con il Ah, cavallo? intanto gli stai minacciando il pedone H7, quindi presumo che debba prendere dei provvedimenti su quel pedone. O si avvicina col re e lo difende, o Sì. lo sposta magari. Quindi credo che adesso la sua attenzione è lì, su quel pedoncino lì.
Ah. Niente. Ok, mi sposto quasi quasi con... Mi devo spostare con la regina. Sì. Ok. Ti ha fatto quella che viene chiamata una mossa intermedia, no? Cioè tu gli fai una minaccia, ma lui ti fa una minaccia più importante. Scacco. Continua, ok. E... Devo spostare il re per Per forza. forza. C'è niente da fare. Vado qui. Vado qui perché poi vedo questa scappatoia Carino, qui. carino, carino quell'angolino. Carino, carino. Allora, l'alfiere chiaro è protetto dalla regina, la torre è protetta dalla regina. Il mio obiettivo è sempre salire qui con la torre. Tanto la regina è protetta dall'altra torre e viceversa. Sì. Ecco. Scacco. Allora, a questo punto io salirei qui perché così no, non è vero, non faccio un bel niente. Sì, l'angolino che pensavi credo che sia un buon rifugio. Però se vado lì, lui si può mettere da nessuna parte. Perfetto. Ok. Arrivo subito, vediamo questo finale come si svolge. Mi dà ancora scacco, quindi io direi che devo scappare con il re, proprio dietro dove volevo io. Lui adesso mi darà ancora scacco qui, e qui chiedo il cambio delle regine. Se viene con il cavallo qui, qui lui col cavallo, però qui, ecco, qui. Ok, Ok, vedo è che hai andato qui con il recuperato. cavallo, mi dà ancora scacco, io glielo mangio con l'alfiere. Mm, Sì, sì, sono d'accordo. Cambi, no? Semplifichi. Sì, anche per smetterla con questo cavallo che dà troppo fastidio. Chi ha Che ha mangiato fatto? il cavallo? Ah, mi ha mangiato il cavallo. E non l'alfiere. Vabbè, uguale, uno l'altro. Ok, allora io forse andrei adesso, gli do uno scacco qui, anche per guadagnare un attimino di secondi. Mi mangia quell'alfiere adesso. Se si avvicina... No, non si può avvicinare con il re, perché poi io andrei qui con la regina per proteggere l'alfiere. Ok, partita molto intensa, ci stiamo avvicinando alle famose 40 mosse che dicevamo prima e si è nel vivo totale della partita. E io ho solo un minuto. Però hai un minuto da mezz'ora. Guarda che lui ci si sta avvicinando al minuto, pian piano faceva il fenomeno all'inizio, ma adesso hai più 7 di materiale, quindi gestiscilo bene. Potrebbe essere anche andare qui con la regina perché proteggo l'alfiere da un lato, ma lo proteggo relativamente perché lui lo attaccherà qui i pedoni appena ne ha la possibilità. Però gli minaccio in realtà quest'altro pedone dove può andare lui con il re? Può andare in alto? Ecco lì, È andato in esatto. giù. E lui adesso mi minaccia il... Devo spostare, devo spostare. Probabilmente adesso verrà qui con il re per non permettermi... No? Che ha E mangiato allora io l'alfiere. evito.
e io gli do uno scacco così. Ok. Così ho questo pedone che potrebbe virtualmente andare in promozione. Ok, dai, intanto credo che tu Adesso ora abbia un'ottima posizione. non può Partirei un venire. po', partirei un po' così, però dal punto di vista offensivo, cioè credo che il suo re è abbastanza scoperto, no abbastanza, proprio non ha pedoni dove rifugiarsi, no? Quindi a me queste Lui cose adesso, qui mi accendono sempre la puzza di scaccomato, quando il suo re non ha punti dove rifugiarsi. Poi magari no, magari non riusciamo, eh. ok, io proteggo la torre con il pedone. Ok, Secondo me lui vuole avanzare con questo sì, pedone per poi... sì, 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 sì. Così scopre un po' il tuo re. eh, Sì, è l'unica mossa che credo. no. Ok, vuole andare a promozione. Credo, eh. Questo sarebbe anche gratis, questo pedone, però... Sì, sì, Ok. vado. 1 minuto e 9. Borderline. Vediamo cosa fa. In realtà poi vedi, posso andare qui e gli do matto. Lì è matto. Vediamo se te lo fa fare. Ah, non l'avevo visto. Ti ha Non mangiato il l'avevo visto. pedoncino. Non Quindi non l'avevo possiamo visto. più andare lì dove avevi in mente tu, purtroppo. No, allora io proteggerei la torre. Oh, no, qui non posso andare con la regina per dargli uno scacco. Proteggo la torre. Va bene. Male non fa mai. Hai una torre in più, quindi. Eh, Posso andare qui e dargli uno scacco. Lui cosa può fare? Non mi può mangiare la torre. In questa posizione non mi può lui dare troppi problemi al re, No, al direbbe. momento no. E secondo me lo preoccupa il fatto che il suo re è... Sì, e infatti mo perde per il tempo lui. Eh sì, è giustamente preoccupato. Ok, supponiamo che usiamo il tempo dell'avversario per pensare. Supponiamo che lui faccia passo, che non muova nulla, cosa impossibile. Cosa faresti? Esiste passo. No, no, non esiste. Ah, ok. Però supponiamo che sì. Ehm, proverei a dare uno scacco Ok, al re. niente, la posizione è cambiata. Ah, ok. Allora io proverei a dare uno scacco al re, forse andando qui con la regina. Lui cosa può fare? Si Ok, può mettere qui con la torre. cerca di Sì, essere poi io... veloce, qualsiasi cosa tu faccia ti consiglio, perché adesso veramente avete tutti e due un minuto, meno di un minuto. Qui anche mosse, tra virgolette, non vincenti, ma dove dai, tra virgolette, uno scacco sicuro, una roba così, mm, diventa una mossa Immaginavo. buona. Immaginavo che avrebbe fatto questo, io gli do uno scacchetto così. Buona, buona perché guadagni tempo e lo fai pensare a lui. Quindi adesso è diventata anche una questione di tempo perché a scacchi si può vincere anche per tempo. Quindi che noi vinciamo lo scaccomato con tempo non ci cambia nulla. Quindi mettiamolo sempre in difficoltà. Pedoni in promozione, ormai la vedo fuori. Eh sì, è andata fuori. Potrebbe essere se si sposta sulle case Sì, nere che me sì, ne sì, sì, carina, carina. vicina. Se si sposta sul nero va bene lo scacco lì. Si è spostato sul bianco.
Lascio in difficoltà questa torre. Proviamo. Ok, scacco. Non so, io mangerei questo. Temo che sia inutile. Va bene, va bene. Va bene. Mi piaceva anche far guardare le due torri che si difendono a vicenda, anche quella è un'ottima cosa, ma un pedone in più non credo che possa essere... Mi piacerebbe andare qui con la torre e poi minacciargli questo, così la sua torre qui Mhm. a 33 secondi. Sì, sì. Gioca bello deciso, e mosse facili. Chiaramente guarda Ecco, sempre cosa fa. vai. Ah, adesso mi minaccia la regina. Lui mi mangia questo, lo sapevo. E io gli minaccio scacco. Bene, bene, mossa intermedia. Vai che ha poco tempo, stiamo sempre col fiato sul collo. Ovviamente potrei ancora dargli scacco andando qui. No, no, perché me lo mangia. Non, non posso più fare granché con le torri, con questa regina minacciata. Ok, Cerco di guadagnare tempo. giusto, giusto. Sì. Scacco. Devi per forza scendere giù perché sopra c'è la tua torre. Sì. E io poi avrei questa anche ancora. Mhm. Eh, Sì, quasi oh, matto. magari- Unica è G4. io andrei qui. Ok, ok. Caso li guadagno la regina? No, no. Qui mi mangia la regina. Io vado qui. Mhm. Ok, intermedia. Scacco. Scacco, va bene. Non la finiamo più qui col tempo perché anche lui sta guadagnando. Cederà prima o poi, cederà. Lui o io? Stagli col Allora, fiato sul collo. Esatto. Prima o poi, cioè, qui ci sarà prima o poi qualche cavolata che farà. Perché comunque quando uno sta sotto pressione per tanto tempo non siamo dei computer, siamo degli esseri umani, quindi un po' si sbarella. Tipo adesso. Bravo. Bellissimo questo. Tipo questo. ok, Esattamente. è inchiodata la regina. Non può Sì. avvicinarsi il re per difenderla e qui gliela prendo. Bene, Yeah, bene, bene, yeah. bene. Non è ancora finita, eh? Quindi non abbassare la difesa, non abbassare la guardia, a meno che non si arrende lui. Ecco, non si arrenderà mai. Ok, ora si sai come si vince questo... Sì, Ok, vado ottimo, qui con la regina in ottimo, teoria. ottimo. Matto della scaletta si No, chiama. in realtà no, perché lui potrebbe venire qui con il re. E in quel caso... Ah, in quel caso io potrei avvicinarmi con la regina. Mhm. Lui è costretto ad andare su e io poi mi avvicino. Ah, fatto così, beh, Beh, meglio peggio, ancora. meglio. Matto della scaletta si Sì, chiama. quando fai torre, donna, sì, sì.
Eh, Va bene, va bene, va poi bene. salirei qui. Ok, ok, perfetto, funziona anche così. Ottimo, ma che ce la siamo portata a casa? Ah, così. Ottimo. E per finire, se vuoi puoi fare già la pre-move in stile Nakamura. Non so come si fa. Ah, fai già la mossa prima che lui... Sì? Ah, ok, no, si vede che non l'hai attivato nelle Ah, no, impostazioni. non so. La devi attivare nelle impostazioni. Ok. Vabbè. Bravo. Bene, 2000 mosse. bene. Allora adesso la riguardiamo. Ti richiedo il controllo del tuo schermo Sì, e vai. così la rivediamo un pochettino. Allora, bella partita, durata 61 mosse, un parto, lunga, però come vedi, cioè, le partite sono delle maratone, non sono dei 100 metri, quindi ci sta. Allora, rivediamo l'apertura mossa per mossa, vediamo di ricordarci anche i ragionamenti che hai fatto nel frattempo. Queste le hai giocate praticamente, conoscevi l'apertura e le hai giocate di routine. Allora, ehm, una cosa che devi iniziare a pensare è, oltre a quello che vuoi fare tu, quindi metto il cavallo qui, metto l'alfiere lì, arrocco, devi iniziare a dare la stessa importanza, oltre che alle tue mosse, a quelle del tuo avversario. Quindi ogni mossa che fa il tuo avversario chiediti se buona o cattiva e se tu avresti fatto di meglio. Cioè se fossi stato in lui, se avresti fatto di meglio. Tu dici ma cosa, in che modo mi può aiutare questo? Per esempio, seconda mossa. Chiediti, questa mossa qui l'avrei fatta io? Rappresenta i principi dell'apertura? Ti faccio questa domanda. Rappresenta i principi dell'apertura questa mossa che lui ha fatto? No, no, perché Perché? doveva sviluppare i pezzi e poi così rovina i pedoni dell'arrocco. Bravo, due cose, è proprio le due risposte che volevo sentirmi dire. Quindi è una mossa che va totalmente contro i principi dell'apertura. Ecco, quando delle mosse vanno contro dei principi, in questo caso a due, non solo uno, a due, nella maggior parte dei casi, non sempre, ma nella maggior parte dei casi sono punibili immediatamente. Cioè, il nostro avversario non rispetta i principi, invece io li sto rispettando molto bene, ha fatto una cazzata. Puniamo questa cazzata. Questa difesa prende il nome di difesa Damiano, è una delle peggiori ed è da qui, adesso non mi ricordo precisamente la successione di mosse, ma da qui c'è lo scacco matto praticamente, con addirittura il sacrificio. Diciamo come è possibile? Perché praticamente hai subito donna H4, H5 scusa in scacco. Ovviamente qui c'è il solito giochino che se ti gioca G6 tu gli prendi il Sì. pedone e poi gli prendi la torre, solito giochino diciamo del matto del barbiere. Se invece non ti fa questo ma inizia l'unica mossa alternativa è questa, intanto gli prendi il pedone e hai già recuperato due pedoni. È vero che gli hai dato il cavallo, ma hai recuperato due pedoni, hai il re completamente al centro e blocca lo sviluppo dei suoi pezzi. Quindi già questo è un ripagamento per il cavallo che hai sacrificato, ma unica via di fuga è questa e adesso tu riesci a portare in gioco i tuoi pezzi tutti. E lui vedi che l'unica casella di fuga inizia a essere G6 e inizia veramente a avere poco spazio dove andare e arriva donna F5 e l'unica via di fuga è la casella qui, ma magicamente tu sposti questo pedone e attivi anche l'alficia, quindi già da qui, diciamo, se uno la conosceva a memoria la successione di mosse, c'era il matto, ma non voglio che tu impari a memoria delle mosse a caso, ma voglio che inizi a capire quando il tuo avversario fa le cazzate. Questo deve essere un... Ora lascia stare che questa mossa porta al matto, tu non lo sapevi, però quello che ti devi far dubitare è che mossa imprecisa, in che modo posso punirla? Cioè, campanello d'allarme, trovo la soluzione. Quindi quando vedi che i tuoi avversari giocano i pedoni, bisogna giocare coi pezzi all'inizio, no? Per tutta la partita bisogna giocare coi pezzi, ma quando giocano sempre solo di pedoni, quindi c'è la punizione. Va bene, tu hai giocato cavallo C3, non l'hai punito subito, lo punirei più avanti. Diciamo, non è che diciamo, hai perso il momento per vincere la partita, ma comunque sei in vantaggio. Qui lui gioca un altro pedone, qui tu sviluppi l'alfiere, come dicevamo, hai tre pezzi sviluppati, lui zero, e se guardi già la barra qui a lato ti dà più 1,25. Avere, secondo la barra più 1 è come se tu avessi un pedone in più.
Cioè il tuo vantaggio è tale che è come se tu avessi un pedone in più. Se diventa più 2, è come se tu avessi due pedoni in più. Più 3, un pezzo in più. Quindi la barra ci dice, vabbè, ovviamente mentre giochi la barra non la vedi, però adesso in analisi sai che il tuo vantaggio è tale da avere un più 1,25. Ad altissimi livelli, ovviamente, più 1,25 vuol dire partita vinta per bianco. Ai nostri livelli può capitare qualsiasi cosa. E poi ti gioca cavallo H6. Anche qui ti ho fatto la domanda prima, come ti sembra lo sviluppo di questo cavallo? Tu mi hai detto brutto, perché il cavallo, c'è questo detto famosissimo che dice cavallo alato, cavallo malato. Cavallo alato scacchiera. E quindi anche qui, ok, mossa strana, qual è la punizione? C'è un modo per punire quel cavallo sviluppato in quel modo strano? Magari non nell'immediato, ma con due mosse. Al- Alzare forse il pedone in D3 ed è minacciato dall'alfiere, però poi Poi? Poi, se ci sei sulla strada giusta. Quindi ti faccio io la prossima mossa, poi facciamo che lui faccia una mossa completamente a caso. Tocca a te. non glielo posso mangiare perché poi mi mangia l'alfiere. Ah, tu dici perdi l'alfiere che vale un po' di più. Eh sì, Guarda un po' più a sì. lungo termine, cosa succede dopo la cattura? Che lui si deve spostare col pedone, si doppia un pedone, quindi vale la pena comunque. Allora, la struttura pedonale è una delle cose più importanti che ci sia. Tipo, non so se hai mai visto il film 300, se tu i tuoi soldati li fai mettere in una posizione buona, possono vincere contro 3000 soldati. Questa è la stessa cosa. Questa mossa è devastante. Guarda quanto, scusa, torno indietro e guarda quanto la tua barra del tuo vantaggio è salita dopo Sale. che lui ti permette di fare questa mossa. Mossa a caso, boom, barra che schizza alle stelle. Perché? È vero che dai il tuo alfiere per un cavallo e l'alfiere in genere vale un po' di più, ma guarda cosa succede. Questa è una catena pedonale sana. Questa è una catena smangiucchiata con impedonatura, con i pedoni del futuro Rocco che non ci sono più. Quindi il vantaggio è enorme. E se già diamo un'occhiata, vedo che ho ingressi facili che prima, grazie alla struttura pedonale sana, non avevo. Per esempio, prima se provo a dare uno scacco qui, mi arrivava a G6 e finiva tutto. Quindi, quando noi riusciamo a rovinare la struttura pedonale del nostro avversario, è troppo più importante di un cambio alfiere su cavallo. Quindi, quando puoi, rovinai la struttura pedonale, perché i pedoni rovinati sono facili da attaccare. Guarda, questo pedone non gioca perché non può essere spinto, quindi è come se stesse giocando con un pedone in meno direttamente. Questo pedone qui da solo, prima o poi probabilmente lo recupererai. Questi pedoni non hanno più quella solita catena che c'era prima e si sono creati dei buchi che prima non c'erano. Quindi, quando puoi, rovina la struttura pedonale. È fondamentale. Ottimo. Qui giochi D4, che neanche farlo apposta comunque ti permette questa, e D4 è eccezionale, eccezionale. Qui eri indeciso fra D3 o D4, ehm, e la spiegazione è che se D3 se vuoi giocare un po' più conservativo, D4 un po' più d'attacco, io credo che D4 sia forse la migliore, perché vai proprio subito a creargli anche pressione sul centro. Ok. Qui c'è un'altra cosa che ti chiedo di iniziare a pensare a quando c'è quella che viene chiamata tensione. Allora, qui c'è tensione, cioè due pedoni che si guardano e o glielo mangi tu o te li può mangiare lui. Non è detto, a scacchi si può anche rimanere senza mangiarsi per un tot di mosse, senza problemi, però qui c'è tensione. Nel momento in cui c'è tensione, sai, dici, ah, qui io catturo di pedone, lo mi ricattura, c'ho il cavallo. Anziché fare questi ragionamenti così complessi che magari possono portarti a fare errori, qui c'è un ragionamento molto semplice che è da fare, che è questo qui. Con quanti pezzi io posso mangiare su questo punto? Due. Bravissimo. E con quanti pezzi lui può difendere quel punto in questo momento? Bravissimo. 2 contro 1 vuol dire che è una battaglia che vinci tu. Quindi se vai a fare pedone, lui mangiati pedone, io poi
finisco col cavallo e ho guadagnato materiale. Quindi quando il vantaggio numerico è superiore, vinci la battaglia, non devi neanche stare a fare calcoli molto troppo complessi, perché se ti vai a immaginare questo va qui, a volte sbagliamo, invece dici, oh io ne ho due che vanno lì, lui ne ha uno, e quindi va bene. Lui gioca D6 per rafforzare ovviamente il cambio qui, quindi va bene, ma è un'ulteriore mossa di pedone. Guarda la barra lato, non hai ancora mangiato nulla, quindi a livello di materiale siete completamente pari, ma la barra è salita ancora a 2. È come se tu fossi in vantaggio di 2 pedoni. Perché? Perché il tuo sviluppo è troppo migliore di lui. Lui sta giocando solo coi pedoni, non sta muovendo i pezzi e quando li muove male. Quindi questa deve essere per te una consapevolezza enorme, cioè tu sai, vedrai dopo 100-200 partite che giocherai, inizierai a immaginartela nella testa questa barra che dice no dai, sta giocando troppo male, qui starò almeno più 1,5, più 2, più 2,5, inizierai a darti da solo la valutazione ed è importante questo durante la partita. Ok, Rocco, benissimo. Ok, qui lascia stare la barra un pochettino scesa perché magari avevi qualche mossa migliore, ma a Rocco rispecchia totalmente i principi. Alfiere G4, inchiodatura, come dicevi tu. Allora, piccolo consiglio, quando c'è un'inchiodatura, schiodati il prima possibile. Cioè non lasciare che quella roba lì possa turbare i tuoi sogni. Quindi sono d'accordo con l'idea che avevi tu subito di fare H3, che ce l'avevi in mente, e sono d'accordo anche eventualmente di tornare anche indietro col mio alfiere per schiodarmi, perché quell'alfiere magari mi può dare problemi. Oppure talvolta non c'è bisogno, esempio, faccio un esempio. Allora tu dicevi, se tolgo la regina, per esempio, la metto in E1, per schiodarmi è un problema perché lui mi attacca e mi doppia i pedoni e questo è un dramma, questo non va fatto. Magari ho un modo per togliere comunque la regina ed evitare che lui mi faccia quella cosa lì. Riesci a trovare un modo per spostare la regina ed evitare che se lui mi cattura il cavallo io poi devo essere costretto a ricatturare con quel pedone lì. Regina in D3. Bravissimo. Regina D3, ti sei schiodato e se ti mangia il cavallo io lo mangio con la regina. Ok, in questo caso ci sono, diciamo, magari delle complicazioni tattiche, che nel senso che lui può catturare qui, però sappi che ci sono anche queste possibilità. Nel caso, secondo me, un H3 così va bene, perché qui ci sono tre possibilità. O se ne scappa dove era prima, o ti mangia e siamo felici, o se ne va di qui che è quella che rompe più le balle in assoluto. Su questa cosa qui lui continua a farti l'inchiodatura, quindi non abbiamo risolto il problema. E qui molti giocatori azzardano G4 che è sbagliata. Diciamolo proprio qui, è sbagliata. Guarda come scende la barra. Perché scopri troppo il tuo re. È vero che hai risolto l'inchiodatura, che ora adesso lui se ne deve andare, non c'è più l'inchiodatura, ma a che prezzo? Hai scoperto troppo il tuo re. Quindi se proprio ti dà fastidio, alfiere, se proprio ti dà fastidio che non puoi farne meno, alfiere in E2. Così un giorno tu toglierai il cavallo. Ok, quindi sulle inchiodature, togliamoci l'inchiodatura e ci schiodiamo. Sto Vediamo scrivendo, eh. Ho visto, grande, grande, perché poi, a parte che ci sarà la registrazione, questo video sarà su YouTube, quindi lo potrai rivedere, però è molto bene. A questo punto giochi pedone B3, dove dicevamo che iniziavano a mancarti un pochettino le idee qui, no? Hai giocato B3 perché volevi sostenere questo alfiere e fare uscire poi anche l'alfiere che tra l'altro poi l'hai fatto uscire qui. Altro principio molto importante, che non c'è scritto sui libri, ma che è così, quando un alfiere ha già una diagonale dove uscire, non aprirgliene mai un'altra. Quindi non pensare che quell'alfiere può uscire di lì, perché c'ha già la sua diagonale. Quella è una perdita di tempo ed oltre ad essere una perdita di un tempo, quindi un tempo gratis per il tuo avversario, crea un indebolimento. E adesso voglio farti vedere che cosa intendo per creare un indebolimento. Il cavallo è difeso dal pedone. Dopo questa spinta, il cavallo è indifeso. Se tu vedi le partite dei grandi giocatori, non hanno mai pezzi indifesi. Ogni spinta di pedone crea inevitabilmente un indebolimento, perché non possono tornare indietro i pedoni. Cioè la spinta fatta è un indebolimento. Cioè, diciamo, la condizione
qui sto generalizzando, la condizione migliore che tu possa avere per una buona struttura pedonale sono i due pedoni al centro e tutti gli altri fermi sulla loro casella di partenza. Quando tu muovi, fai qualcosina, crei indebolimenti, che tu voglia o no. Quindi, quando è possibile, evita di muovere i pedoni perché ti possono creare indebolimenti. E infatti dopo ti faccio vedere che più avanti, per colpa di B3, questa mossa che abbiamo fatto, il nostro avversario poteva guadagnare un pezzo. Tu dici, ma come? Ho fatto sta spinta qui? Ti faccio vedere come poteva guadagnare un pezzo. B3, lui gioca a 6, altra mossa di pedone, quindi non sta sviluppando i suoi pezzi, non sta facendo nulla. Giochi l'alfiere qui e l'alfiere qui non mi convince al 100% perché è un altro pezzo indifeso. Tant'è che poi l'abbiamo perso questo alfiere, ti ricordi? Eh, Se questo alfiere era per esempio difeso, esempio sparo, da un cavallo B1, quella mossa lì mi piaceva anche, perché comunque è difeso questo alfiere. Il fatto che noi mettiamo pezzi non difesi, capita sempre qualcosa. Dici, ma come è possibile che capita? Lo guardo io l'alfiere, lo guardo io, semmai sono io il primo che lo mangia. Ma guarda caso succede sempre qualcosa dove ce lo mangiano a noi. Quindi evita di tenere i pezzi indifesi. Adesso ne hai due. Ecco perché il tuo vantaggio si è appiattito. Da che eri a 2 sei tornato in parità, cioè gli hai regalato la parità perché stai iniziando a tenere indifesi i tuoi pezzi. Ok, andiamo avanti. F5. ottimo. Lui qui inizia a creare tensione al centro. Cioè quando ci sono i pedoni che si guardano, continua ad esserci tensione. E qui è giocato, non mi ricordo, è giocato H3. Ok, mossa intermedia. Allora, qui c'è la possibilità di tu puoi catturare qui, tu puoi catturare qui, ops, scusa, qui, e lui ti può catturare qui, lui ti può catturare qui. Quindi c'è una doppia tensione. Come prima cosa risolverei quella tensione lì, cioè qualcosa bisogna fare assolutamente. Tu giochi mossa intermedia H3, posso anche essere d'accordo perché fai una minaccia più importante. Lui gioca alfiere H5 e qui giochi H4. Ecco, qui non hai badato alla tensione, cioè puoi catturare, altrimenti ti cattura lui e tu fai tutt'altro. Hai dimenticato qui, il tuo piano era di sostenere il cavallo su G5, quindi hai creato un piano di gioco senza vedere la realtà dei fatti, che attualmente c'è una tensione sul centro e qualche pedone bisogna mangiare, altrimenti te lo mangia lui. H4. Lui aumenta ulteriormente la tensione, qui ha creato ancora più casino quando, non so, poteva, non so, catturarti qui, per esempio ti catturava qui, magari qualche problema te lo dava. Se catturavi con la regina, magari ti succedeva questa cosa che non volevamo che succedeva, e non potevi catturare di cavallo perché c'era la famosa inchiodatura. Quindi qualche problema te l'avrebbe creato. Lui gioca a spinta di 5 e adesso arriva ancora più tensione. Qui questa è una tensione ingestibile, credo che esploda la scacchiera tra poco, c'è troppa tensione lì sul centro. Giustamente giochi alfiere 2 per per schiodarti, F per E4 e qui giochi secondo me le mosse migliori in assoluto. Qui è Però, scesa tantissimo, ho visto la barra. Quando ho eh sì, spostato perché adesso l'alfiere... perdiamo questo, Ah, che è quello che succede, ma adesso lui perde quello. E quindi in teoria certo. adesso siete più o meno pari, esatto, esatto, siete meno 0,28, un leggerissimissimo vantaggio per il nero, ma io qui preferisco giocare col bianco che ha sicuramente più inventiva. Pedone G6, alfiere 2. Ok, qui è scesa perché probabilmente c'era qualche sacrificio. Se andiamo a attivare il motore sono sicuro che qui c'è qualche sacrificio. Vediamo un po'. Non ci mostra le linee. Ah, eccole qua. No, c'era... Gli piaceva di più donna di 2, contrattaccando e andando a prendersi questo cavallo. Va bene, Certo. va bene. Ok, poi il motore vede sempre cose che noi esseri umani non possiamo vedere. Io credo che invece tu abbia fatto, diciamo, la mossa più umana, se vogliamo, cioè mi attacca il pezzo, lo ritiro, quindi questa non te la critico minimamente. È vero, lui ti prende il pedoncino, qui giochi G3 per scacciargli la regina G5, e qui eravamo arrivati in un punto dove
ti vedevo cliccare questo alfiere e vedevi che non poteva andare da nessuna parte, ti vedevo cliccare questo cavallo e vedevi che non poteva andare da nessuna parte, ti vedevo cliccare la regina che non poteva andare da nessuna parte, la torre non poteva andare da nessuna parte e Disperato. quest'altra torre neanche. E quindi vedendoti perdere un sacco di tempo ti ho dato il suggerimento che forse era questo il pezzo da muovere, perché quando vedi che tutti i pezzi non si muovono, a un certo punto dobbiamo portare avanti il discorso e quindi hai mosso il cavallo in A4 che poi ti ricordi che è stato utile per il famoso doppio che... Quindi Sì. questa manovra qui, quando vedi per esempio un cavallo, un pezzo che lì dove è messo non fa nulla, perché non fa nulla quel cavallo, va a sbattere contro i pedoni dell'avversario, qui non fa nulla, allora questa manovra si chiama rimanovramento di un pezzo, cioè se vedo che un pezzo lì sta male, lo vado a mettere in un punto, in una casella dove sta un pochino meglio, non c'è nulla di male nel migliorare il posizionamento di un pezzo. Lui gioca a cavallo di 7 e qui avevamo visto che se ti catturava c'era il famoso doppio, quindi addirittura ti ha lasciato in vita il cavallo e qui hai giocato l'altro cavallo in B6. Allora, come vedi la barra è un pochettino scesa dopo che tu vai a difendere l'altro cavallo. Sembra una mossa interessante perché non solo difendi l'altro cavallo ma attacchi la torre. Eh, io però ti voglio dare un consiglio, che poi è una cosa che succede dopo, quindi questo è un errore che fai dopo. Gioca sempre semplice, cioè nel senso ti attaccano un pezzo, tornatene a casa. Quando tu lasci che questo pezzo sta in vita solo grazie all'altro pezzo, e magari tu un giorno tu li mangi qui e questo te lo può catturare. Per dire, no? Quindi non lasciare che un pezzo sia difeso da un altro pezzo, perché poi quello viene a mancare e viene a mancare anche l'altro, capito? Quindi gioca semplice. La cosa migliore, ti attaccano un pezzo, ma me ne vado subito, ma me ne vado proprio senza pensarci un attimo. Quindi evita, perché dopo ti faccio vedere che più avanti succede che tu fai una roba del genere e ti ritrovi con due pezzi in preda. Te lo faccio vedere più avanti, è proprio successo. Adesso per fortuna non succede. Lui sposta la torre, te la regala, ottimo, ottimo. Ecco, qui dicevi questa non la volevi fare Terribile. perché indeboliva la Rocco, avevi un sesto senso dentro di te che alla fine non hai dato ascolto e invece, guarda i principi, se uno segue i principi, non indebolire la Rocco, non spingere per la Rocco, le cazzate non le fa, però poi c'è la natura umana che dice, ma questi sono solo dei Terribile. principi che non si adattano a tutte le situazioni, questo è il caso eccezionale e invece non è il caso eccezionale. Qui, come ti dicevo, se lui voleva, poteva dare il perpetuo, cioè tu vai qui, lui va qui, tu sei costretto ad andare qui, lui va qui e la partita finisce in parità per ripetizione di mosse. Per fortuna il nostro amico invece gioca regina H4, si dà un pochettino d'aria, fa qualche manovra che ti permette di respirare e qui giochi giustamente regina E1, come dicevi tu, voglio togliere la sua regina. Ecco, questo è un ragionamento che hai fatto che mi è piaciuto moltissimo, nel senso che hai visto che c'erano troppi pezzi che ronzavano attorno al tuo re, quindi mi è piaciuto tantissimo. Lui trova, credo, una ottima mossa qui. Tu scappi. Attenzione, qui sei scappato proprio in bocca agli scacchi di scoperta della sua regina. Credo che forse è meglio scappare in G2, perché qui sei sotto attacchi, si chiamano attacchi a raggi X, no? Cioè che non c'è lo scacco immediato, però se toglie il pezzo arriva lo scacco, quindi è Devo molto mangiarmi la rischiosa come torre. mossa. Cosa, scusa? Qui mi sembra che poteva mangiarmi la torre col Sì, cavallo, sì, invece prendeva la sua no, ti ha regina. dato lo scacco, qui hai catturato giustamente. Qui ti fa qualche scacco, secondo me qui trovi veramente delle mosse difensive eccezionali. E a un certo punto lui ha perso il treno, cioè vedi che la barra si è totalmente... Però da qui a dire adesso c'ho partita vinta è un attimo. Qui tra l'altro gli catturi l'alfiere, ops, gli catturi l'alfiere, quindi ottimo, ottimo. Il problema è che qui avevamo 1 minuto e 35, quindi quello che non ti faceva stare tranquillo era 1 minuto e 35. Ti dà scacco, tra l'altro con attacco doppio, ma questo cavallo non so perché non gli è mai piaciuto, non te l'ha mai preso. Vero? Ah, Toglie, tu li fai così, non gli piace. Metti la era regina in lì. difesa, ti dà scacco, sempre in presa questo cavallo, ma non gli piace per niente. Scacco, adesso non è più neanche in presa perché c'è davanti il suo cavallo. Ti dà scacco, qui trovi secondo me questo angolino che è veramente eccezionale. Scacco,
mangi, giusto, cioè questo cavallo è un attaccante sul tuo re, via, lui è un difensore, eliminiamoli a vicenda e sta bene. Bene, qui lui sceglie di catturarti il cavallo. Allora, piccolo passo indietro, così teniamo un attimo la situazione. Allora, tu gli mangi il cavallo e tu ti aspettavi che lui ti mangiava l'alfiere, vero? Questa era la mossa che ti aspettavi, giusto? Ma ti sorprende e fa un'altra cosa. Ciò non significa che lui alla prossima non te lo possa più mangiare. Quindi, quando i tuoi avversari ti fanno mosse strane, non perdere il filo del discorso. Noi ci aspettavamo quella, ne ha fatto un'altra, quella c'è sempre. Quindi, il discorso che facevamo prima, adesso abbiamo, si dice, impresa un pezzo, riportiamolo a casa. Dove vuoi, ne due, portalo dove vuoi, ma via da lì. Qui che cosa Invece, fai? Fai le cose strambe. Gli vado a dare scacco. Allora, queste cose a volte funzionano, a volte no, nel senso che adesso lui, scappando via dal tuo scacco, si avvicina alla tua torre e crea quello che viene chiamato un attacco simultaneo. Cioè tu ti trovi matematicamente due pezzi sotto e uno cade per forza. Questa cosa non sarebbe accaduta se se tu, prima di andare a dargli scacco, mettevi al sicuro questo. Quindi hai un pezzo minacciato, portalo via da lì, poi fai tutto quello che devi fare. Queste mosse intermedie sono da grande maestro, però i grandi maestri riescono a calcolare tutto e a volte ci si ritorcono contro. Qui uno lo perdiamo per forza. Per fortuna il nostro vantaggio in materiale più 7 è così grande che anche se perdiamo l'alfiere, la partita è vinta uguale e qui è vinta. Qui, secondo me, aveva un poco tempo, quindi tutto quello che vuoi, l'hai giocata bene. Ti faccio notare che avevi magari qualche entrata qui, che ti poteva velocizzare il tutto, però qui veramente poco tempo, abbiamo dato scacco, va bene tutto. Ecco, qui mi fa paura, ti voglio far notare un'altra cosa, come in questo punto della partita hai tre pezzi sospesi. Quindi per fortuna non è successo nulla, però sai, in questi casi, non so, può succedere sempre sparo. Metti caso che avevi il re in B2 e la regina non era qui, magari ti arrivava uno scacco e perdevi la torre. Cioè, sempre molta attenzione a tenere i pezzi sospesi. Per fortuna non è successo nulla, ma ne hai tre sospesi, quindi poteva succedere qualcosa di brutto. Per fortuna non è successo niente e qui secondo me hai vinto la partita bene, hai giocato bene. quando sulla barra esce scritto M e poi un numero, vuol dire matto in numero di... Matto in uno, sì, sì, sì. Sì, qui il Prima c'era motore. M42. Eh sì, esatto, esatto. Sì, qui vede il matto in 4 addirittura. Però, beh, è ovvio. E Ottimo. niente. E questo è il tutto. Quindi io veramente penso che tu abbia fatto una bellissima giocata. E se mi avessero fatto vedere la partita nelle prime mosse, tipo fino a qui, e avrei dovuto indovinare l'elo dei giocatori, avrei detto il bianco è un 1400, un 1500, il nero è un 500-400. Quindi, cioè, ora hai una certezza che tu giochi l'apertura 10 volte meglio dei tuoi avversari. Questa è una certezza e probabilmente se andrai ad analizzare tutte le tue partite vedrai sempre la tua barra iniziale che è enorme. Devi ovviamente mantenere il vantaggio. Quindi, cose che abbiamo detto, è toglierti dalle inchiodature e soprattutto creargli, scompigliargli la struttura pedonale quando è possibile. Quelli sono proprio obiettivi di gioco. Un piano di gioco può essere scompigliargli la struttura pedonale. Vabbè, poi cose particolari, come vedi, non ci sono state. Cioè, partita è stata bene. Ecco, attenzione a mettere i pezzi sospesi, questo è quello che abbiamo detto, ma penso che, insomma, è una partita rispettabilissima quella che hai fatto. Quindi Mi Stefano, farò un compiti. post con i tuoi consigli Grande. e lo attacco qui a fianco alla webcam. Compito per la prossima volta che ci vediamo, sarà andare, non so se lo fai, ma ti faccio vedere, sarà andare su problemi e andare a fare battaglie di problemi qui giochi contro avversari. Vedo che l'hai già fatto perché ci sono già dei risultati. Quindi in questo modo ti confronti con altri avversari che hanno il tuo stesso punteggio, 400, 500, 600,
e vedi quanti loro ne risolvono nel tuo stesso tempo. Se vedi che i giocatori da 500 punti ne risolvono 18-19 e il tuo il massimo che riesci a fare è 14, vuol dire che tu rispetto a quelli del tuo punteggio Elo hai una visione tattica inferiore. Se vedi invece che tu ne risolvi molto di più rispetto a quelli che fanno loro, vuol dire che hai una visione tattica superiore. Quindi noi dobbiamo capire in cosa pecchiamo, se nella tattica o nella strategia. La tattica sono quelle conclusioni nel breve termine, attacco doppio, scacco matto, infilata, inchiodatura. La strategia invece sono quelle mosse di lungo termine. Quindi cerchiamo di capire rispetto agli altri come siamo messi e facendo queste battaglie di problemi ti rendi conto rispetto ai giocatori del tuo punteggio come sei messo. Ad ogni modo, fare esercizi di tattica, qualcuno dice che i scacchi siano 90% tattica, 10% tutto il resto, soprattutto fino ai 1000 punti è vero. Quindi se tu diventi un abile tattico, te li mangi tutti a colazione. Non lasci pezzi in presa, se te ne lasciano uno lo vedi subito, quindi questo fa veramente tanto. Ci proverò. Cosa ti sembra? Scusa, ho parlato troppo? Ho detto, mi sento come Po con il maestro Shifu, cioè io sono a livello zero adesso, ma confido in te, nei tuoi buoni consigli, nella tua pazienza, spero che non ti annoierai troppo e No, ci no, è un proviamo. piacere. Ovviamente, così come tu magari ti senti, diciamo, in difficoltà con me, se io faccio lezioni con Andrea Stella, che è un gran maestro, lui mi mette in tasca. Anzi, c'era anche un video che non so se hai visto, che è pubblicato forse nel periodo della pandemia, dove lui mi batte bendato, cioè lui gioca bendato, e io ero a forza massima, non è che dicevo faccio le mossettine, io ero a forza massima e mi ha battuto bendato. Quindi, come vedi, c'è un grado di profondità incredibile. Io adesso su chess.com ho toccato i 2000 punti, però lui è 2008, 2009, 3000, quindi il grado di profondità è enorme, però insomma, piccoli passi alla volta, tanto i principi degli scacchi sono sempre quelli, e poi come ti dicevo prima, man mano che si sale di punteggio, poi è veramente molto sottile la linea di differenza tra un 1900 e un 2000, mentre invece è abissale tra un 700 e un 1000, per esempio. Quindi Ok. quindi gioca solido, non lasciare pezzi sospesi, metti tutto sempre, cerca di avere un stile di gioco anche difensivo e palloso se vogliamo, ma tanto le cazzate le fanno gli altri. Cioè, non dobbiamo essere noi a farle. Gioca easy e approfitta degli errori degli altri e arriva ai 1000. Poi, arrivati ai 1000, dobbiamo cambiare lo stile di gioco, dobbiamo movimentarci un po' anche noi, ma guarda che le fanno loro le cose qui. Sarà lunga fino ai 1000, mi sa. Intanto adesso quanto siamo? 525, qualcosa del genere? Sì, Ok, tanto primo step 600 punti. Poi quando si raggiunge un nuovo centinaio, 600, 700, 800, c'è il periodo che bisogna stabilizzarlo, perché poi si scende, si sale, si scende, si stabilizza, poi si va avanti, si stabilizza, poi si va avanti. è così. Va bene, Stefano, Va allora bene. grazie intanto del tuo tempo Grazie mille, e, Cristian, a te. e spero che sia piaciuto anche ai nostri amici che ci hanno seguito, che magari si trovano negli stessi panni di Stefano o magari sono a livello superiore o inferiore e comunque hanno trovato interessante e di intrattenimento questo contenuto. Noi ci vediamo alla prossima e a presto. Ciao! Ciao.